Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura il via libera del governo al piano di interventi da 20 milioni di euro per affrontare l'emergenza idrica in Sicilia, lo ha annunciato il presidente della regione Renato Schifani dopo aver ricevuto la comunicazione dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Rimaniamo in tema siccità. In Sicilia centinaia di pazienti in dialisi sono a rischio. La carenza di acqua sta mettendo in difficoltà numerose strutture costrette a comprare a proprie spese litri di acqua che altrimenti non avrebbero potuto procurarsi. Incidente sul lavoro a Palermo. Questa mattina un operaio di 54 anni è rimasto schiacciato da un'auto compattatore nella zona di Mondello. Il mezzo durante una manovra in retromarcia lo ha investito. E ancora sbarchi senza fine a Lampedusa, oltre 400 i migranti giunti nelle ultime ore. In serata inizieranno i primi trasferimenti. Intanto il sindaco Mannino al porto ha accolto gli 11 cadaveri giunti dalla nave ONG Geo Barents di Medici Senza Frontiere. E in chiusura il meteo, anche domani le alte temperature si abbatteranno in Sicilia. Per Trapani e Palermo la protezione civile ha diramato un'allerta rossa per rischio incendi, arancione invece per tutte le altre province in cui si supereranno i 30 gradi. E con questo è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30, grazie per averci seguito, arrivederci.